Piste ciclabili. Anche queste sono un argomento che, parlando con le persone, con la gente in questo periodo, sono all'ordine del giorno, e anche in questo caso abbiamo diverse proposte, diverse idee, e anche in questo caso, come fatto nel programma dell'area dell'ex caserma, abbiamo voluto inserire nel programma quelle che sono le opere già finanziate e quelle che sono delle proposte, delle idee, perché è giusto scrivere nel programma anche le cose che sono già finanziate, per far capire che non è un libro dei sogni, perché guardate, il libro dei sogni si sta un attimo a scriverlo, ma bisogna scrivere anche cose che sono concrete. E quindi abbiamo ciclabili che sono già in stato avanzato di progettazione, penso in particolare alle 2 ciclabili che congiungeranno la frazione di Strassoldo con Rivano e con Novacco. Abbiamo poi un'altra ciclabile che è già finanziata, che è quella che unirà il nuovo incentro intermodale e la stazione dei treni con l'Alpe Adria, quindi passando dalla stazione dei treni, attraversando gli impianti sportivi e sbucando sulla ciclabile Alpe Adria. Quindi possiamo immaginare che chi arriverà con la bicicletta, perché il servizio del treno è anche questo, no? Arrivare con la bicicletta potrà portare giù la propria bicicletta dal treno e troverà l'imbocco della ciclabile esattamente davanti alla stazione e potrà immettersi fino sulla strada che porta a Aquileia, a Portagrado, senza dover andare a ricercare collegamenti difficili, complicati, strani. Abbiamo poi in mente una ciclabile che possa unire la frazione di Scodovacca con il centro cittadino. Questo è uno degli impegni che mi sento di dire ci prendiamo con grande forza, perché la frazione di Scodovacca ha la necessità assoluta di essere avvicinata al centro, e abbiamo individuato il percorso che consentirà di unire la frazione di Scodovacca con la ciclabile, collegandola proprio con l'ultima ciclabile di cui vi ho parlato. Si incontreranno più o meno all'altezza degli impianti sportivi e quindi, per il stesso principio di cui ho parlato prima, anche il cittadino di Scodovacca potrà tranquillamente raggiungere il mare di Grado volendo in bicicletta con un percorso ciclabile direttamente di fronte a casa. Ho preso qualche appunto, parlando di ciclabili mi ero segnato una cosa che dirò adesso e non dirò più. Siamo contrari all'opera che attraversa Lobitz. L'ho detto, l'avete sentiti tutti, è un non argomento. Tutte le forze politiche hanno espresso la contrarietà a quest'opera regionale. Noi anche siamo contrari a questa opera, quindi ritengo che non sia un argomento di campagna elettorale, perché se siamo tutti d'accordo significa che non c'è niente altro da dire, niente altro da discutere e nient'altro su cui dibattere. Quindi se mai sentirete parlare di Lobitz significa che c'è qualcuno che evidentemente vuole strumentalizzarlo per altro motivo, perché tutti abbiamo già detto no su questo argomento.